Positività alla malaria. A meno di 48 ore dalla morte di Andrea Poloni, 55 anni, trovato senza vita nella sua casa a Trevignano dopo un viaggio in Congo, sono arrivati i primi esiti delle analisi in corso all'Istituto Spallanzani di Roma. La prima diagnosi che è stata fatta sul soggetto è quella di malaria. È chiaro che, vista la gravità del caso, il fatto che è stato riscontrato anche sono state riscontrate la presenza di emorragie, dobbiamo necessariamente indagare per vedere se ci sono altre malattie concomitanti che possono essere importanti per approntare quelle che sono le misure di sanità pubblica rispetto ai contatti. Al momento dunque le autorità sanitarie regionali sono in attesa degli esiti di tutti gli accertamenti effettuati in condivisione con il Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità e lo Spallanzani. Solo quando si avranno tutti i risultati sarà possibile stabilire la causa della morte dell'imprenditore trevigiano rientrato dal Congo martedì scorso. Il sospetto decesso per febbre emorragica ha fatto scattare nella Marca il protocollo previsto con l'isolamento dell'unico contatto del 55enne e l'interdizione dell'abitazione dove Andrea Poloni è morto. Le notizie delle ultime ore, pur nel dolore ed il cordoglio per la perdita di un uomo amato e stimato, fanno comunque tirare un primo sospiro di sollievo alla comunità. Io ho sempre detto che ho la massima fiducia nei nostri organismi sanitari e che se ci fosse stato un effettivo pericolo ci avrebbero allertato prontamente. Quindi mi dispiace, colgo l'occasione per fare le condoglianze ai familiari e ci dispiace molto per quello che è successo, anche perché è una persona giovane. Intanto la compagna di Andrea Poloni, originaria del paese africano, è rimasta a Kinshasa, dove seguiva con il 25enne un progetto umanitario, è ancora incredula di fronte alla notizia della morte. Quello che posso dire è solo che il viaggio di Andrea non è stato in un posto pericoloso, non abbiamo incontrato niente che potesse mettere la nostra vita in pericolo. Ed in memoria di Andrea, Carol porterà avanti il progetto. Una persona stupenda sempre per gli altri. Lui, quando ha abbracciato questo progetto Bana Nkanga, quando mi ha visto fare, l'ha abbracciato, ha detto wow, possiamo aiutare tante persone ed era questo il suo scopo, aiutare gli altri. L'ha sempre fatto, anche in Italia, ha sempre vissuto per gli altri, qualsiasi cosa, non voleva vedere sofferenza attorno a sé. Questo è Andrea.